Ciao ragazze e ragazzi, attention! Antonella Elia lascia Pietro delle Piane nonostante lui l'abbia implorata in ginocchio di non farlo. La relazione della coppia si è conclusa nel peggior dei modi durante il falò di confronto finale. Un falò davvero incandescente, quello di Antonella e Pietro. Un tradimento di mezzo ha contribuito a far prendere la decisione di interrompere il loro rapporto definitivamente, oltre le 1000 incomprensioni. Lui l'avrebbe tradita con la tentatrice Beatrice, baciandola di nascosto dalle telecamere. A nulla sono servite le giustificazioni di Pietro, che afferma che la ragazza potrebbe essere sua nipote. Ma a questa affermazione Elia perde il controllo e gli molla uno schiaffo seguito da parole poco amorevoli. Pietro continua a difendersi ammettendo che c'è stato un bacio del tutto innocente. La Elia sembra molto ferma nella sua decisione e nonostante l'acceso confronto gli rinfaccia che le sue parole l'hanno fatta sentire vecchia e ribadisce che lo ama ma non abbastanza da uscire insieme a lui. Alla fatidica domanda di Filippo "esci da sola con Pietro?", Antonella è convinta: non lo amo più, mi fa schifo. A niente è servito che Pietro l'abbia pregata in ginocchio. La Elia vuole restare da sola e ribadisce che piuttosto preferirebbe farsi monaca. Ebbene, la nostra chiacchierata coppia non ha superato la prova di quanto fosse forte il loro amore. Adesso io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!